Giovani 2000 di Bagnoli, una società di pallavolo della Bassa Padovana che opera con risultati importanti nel settore maschile. Quest'anno la formazione di punta è la prima divisione. Andiamo meglio a conoscere l'organico di questa squadra. È nato 5-6 anni fa, è una squadra che arriva da 2 retrocessioni, quindi ha una grande voglia di riscatto. Speriamo arrivi quest'anno. Il gruppo c'è, la voglia anche, l'ottimismo non manca. Stiamo allenando abbastanza bene e quindi siamo speranzosi. Il gruppo è consolidato e molti dei suoi elementi si conoscono da parecchie stagioni. Ho cominciato a giocare a pallavolo da quando la Società Giovani 2000 è nata, quindi dal 97 gioco qui e quindi ormai questi sono già 12 anni. Adesso ci avventuriamo in questo nuovo campionato e speriamo che le cose vadano bene. In società ci si era preparati ad affrontare una seconda divisione, ma grazie ad un ripescaggio oggi si gioca in una categoria superiore. Una fortuna, certo, anche se questo ha cambiato un po' gli obiettivi. Noi avevamo fatto un organico per fare un buon campionato di seconda divisione, per puntare appunto a essere promossi in prima. Poi siamo stati ripescati e con l'organico che abbiamo, vista il campionato che affrontiamo, diciamo che il nostro obiettivo diventa salvarci. Ma non c'è solo la prima divisione al Giovani 2000. Gli atleti sono circa 100 e nel settore femminile partecipano praticamente a tutti i campionati. Da qualche anno c'è anche il mini volley, categoria resa obbligatoria dal Comitato Provinciale di Padova. Abbiamo il settore mini volley, logicamente, è obbligatorio. Abbiamo un under 12 mista che conta un 20 atleti circa, una 13 femminile, una 16 femminile e abbiamo la prima divisione maschile, quindi come maschile abbiamo solo la prima divisione. Il progetto della società piace molto ai giovani atleti che accorrono sempre più numerosi in palestra. Qui i bambini vengono volentieri a giocare a pallavolo, abbiamo una folta rappresentanza di bambini che quest'anno disputeranno il campionato Under 12 e poi abbiamo anche un Under 13 femminile che è nata quest'anno da bambine che non possono più disputare il campionato Under 12. Quindi il movimento c'è e speriamo che questo possa continuare. Oltre a questo abbiamo anche un buon gruppo di mini volley che sta crescendo, quindi tanto entusiasmo attorno a noi e speriamo che questo possa continuare. Numeri importanti ed un settore giovanile che cresce grazie all'entusiasmo di uno sport in cui ci si può ancora divertire. Capiamo meglio per voce del vicepresidente Bastianello qual è il bacino di reclutamento dei ragazzi. Come atleti abbiamo, come settore giovanile, soprattutto di Bagnoli. Ci saranno un 5% che viene da fuori, quindi abbiamo tutto a livello paese. Solo nel settore prima divisione sfruttiamo molto una collaborazione che facciamo con il Monselice. Diciamo, noi siamo una specie di vivaio per il Monselice, quindi ci forniscono atleti per fare una prima divisione. Insomma. Ottimo rapporto con il territorio circostante, ma non solo. Il Giovani 2000 è considerato una risorsa preziosa anche dalle istituzioni comunali. Sentiamo il sindaco di Bagnoli di Sopra, Mario Rasi. Il rapporto nostro non può essere che un ottimo rapporto, in quanto la società gestisce questo impianto, un impianto a cui teniamo anche molto perché è un bel impianto e diciamo che nel corso degli anni ci ha dato anche molte soddisfazioni con tutte le squadre che è riuscita, diciamo così, ad organizzare, dai ragazzi più piccoli a quelli che stiamo vedendo adesso che sono praticamente quelli più grandi, credo insomma.